Ecco uno dei primi inconfondibili segnali dell'inverno bellunese. Il gelo ha cristallizzato l'acqua della cascata del Salto del Lupo nel Longaronese. Questa immagine spettacolare d'ora in poi sarà una costante per i mesi a venire in moltissime zone della provincia di Belluno. L'inverno, quello vero, sta abbracciando la montagna da pochi giorni. La neve caduta nei giorni scorsi in alta quota e le temperature rigide sono gli ingredienti principali per l'apertura della stagione sulle piste da sci. Da Cortina d'Auronzo, passando per i meravigliosi comprensori della Gordino e del Cadore, del Nevegalla, Belluno e del Monte Avena nel Feltrino. Entro la prima quindicina del prossimo mese di dicembre gli impianti saranno aperti ovunque per le prime sciate della stagione. Gli operatori sono pronti ad accogliere nel migliore dei modi sciatori e turisti che d'ora in poi arriveranno nel Bellunese per trascorrere le loro vacanze. La nuova perturbazione che sta investendo in queste ore il nord Italia ha provocato una brusca diminuzione delle temperature soprattutto in alta quota. In provincia di Belluno le minime della scorsa notte si sono attestate abbondantemente sotto lo zero, con punte di -8 a Cortina, -10 a Sappada e Falcade, -12 gradi ad Arabba e -13 a Pescul di Selva di Cadore. Nelle vallate il Föhn, il tipico vento caldo invernale, ha mitigato le temperature che, seppur basse, non sono andate oltre i 2 gradi sotto zero. Domani e venerdì il tempo resterà prevalentemente soleggiato, mentre per sabato è previsto un probabile lieve peggioramento che potrebbe portare qualche debole nevicata anche a quote basse attorno ai 300-400 metri.